È stato l'artefice della cosiddetta primavera siciliana. A lui si deve il codice etico che prevede l'espulsione da Confindustria di quegli imprenditori che non denunciano il racket o peggio ancora sono collusi con Cosa Nostra. Una rivoluzione culturale che Ivan Lobello, imprenditore di Siracusa, si è intestato nei quasi 10 anni della presidenza di Confindustria Sicilia. Da qualche settimana ha passato il testimone al nisseno Antonello Montante, che ha già annunciato di voler proseguire nella strada avviata da Lobello, che nel suo giro di commiata alle istituzioni ha incontrato i vertici della Procura di Agrigento. Agrigento è una realtà nella quale mi sono impegnato molto insieme al Presidente Catanzaro e al Presidente Montante in questi anni. Pensiamo al protocollo di legalità sulla 640, alle tantissime interdittive antimafia che sono state emesse dalla Prefettura di Agrigento. È stato, diciamo così, un protocollo di successo a livello nazionale e viene preso come riferimento da tantissime parti, non solo in Ticino ma nel resto d'Italia. Quindi mi sembrava, non era solo un dovere, era veramente un piacere venire qui per ringraziare alla fine del mio mandato i grandi protagonisti di una stagione importante per Agrigento. Noi siamo lieti che abbiano voluto testimoniarci il dottore Lobello, il presidente Catanzaro, il vicepresidente di Confindustria Catanzaro, la stima nei confronti dell'attività svolta da questo ufficio, attività che si è dipanata a 360 gradi ma che ha avuto come obiettivo e direzione mirata in particolare i reati contro la pubblica amministrazione. Poche procure, ma questo non vuole essere un segnale di disistima o di disapprezzamento nei confronti degli altri uffici, poche procure come le nostre sono riuscite ad impiantare un sistema operativo che ci ha consentito, ci consente e presumo ci consentirà di aggredire in maniera forte e intensa i reati commessi da soggetti che si appartengono alla pubblica amministrazione.